Il primo incontro di Marco con l'imperatore Kublai avvenne nella città di Chengdu, che si trova nella Cina nord-orientale e che rappresentava la residenza estiva dell'imperatore. Chengdu è una città nuova, fatta costruire dai mongoli, accanto a una città cinese da architetti cinesi. Conteneva non solo il palazzo reale, il palazzo imperiale, ma anche gli uffici amministrativi e poi una città vera e propria. Tutte e tre le parti circondate da mura rettangolari, quadrate più esattamente, secondo il modello cinese. Chengdu vuol dire capitale del nord. Prima era semplicemente una città che poi venne appunto elevata a titolo di capitale. Ora, qui Marco ha il primo contatto con la ricchezza e la potenza anche edilizia dell'imperatore, e però la sua discrezione mette subito in vista quelli che possono in qualche modo i limiti della sua consapevolezza del mondo che sta affrontando. Kublai è l'imperatore mongolo che conquistò la Cina e tra i suoi obiettivi politici e culturali c'era quello di costruire un impero sino-mongolo, in cui cioè le strutture e le convinzioni culturali dei cinesi venissero assorbite dall'amministrazione imperiale. Per cui fece costruire una città che aveva tutte le caratteristiche delle città imperiali cinesi, ma contemporaneamente la utilizzò come, diciamo, luogo di decompressione per la sua identità mongola, perché Marco Polo a un certo punto descrive che dentro il serraglio, perché in questo grande giardino Kublai si dedica alla caccia, principalmente d'estate, c'è una grande costruzione che sembra un palazzo, ma in realtà è fatto di canne. Ora, quello che Marco vede ma non capisce cosa sia è sostanzialmente una struttura mobile che riproduce il modello delle tende mongole, perché Kublai utilizzava d'estate questa città per dedicarsi ai riti e alle pratiche tipiche di un signore mongolo, quindi la caccia e i rituali religiosi animistici. Tutto questo sfugge a Marco e non può che essere così, perché Marco vede, ma come tutti in una situazione del genere non è in grado di percepire con esattezza lo spessore simbolico e culturale di quello che vede.